Entro il 10 novembre gli ospedali veneti devono riorganizzarsi. Quelli Covid devono ultimare la riconversione esclusiva alla cura delle persone affette dal virus, gli altri, gli SPOC e in modo graduale gli hub, devono rinviare l'attività chirurgica ed internistica programmata e non inderogabile. Se i posti letto in Veneto non mancano, la sofferenza è evidente per medici ed infermieri. Prevediamo appunto adesso invece di sospendere in ogni struttura ospedaliera pubblica e privata accreditata tutta l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto ricovero in terapia intensiva post-operatoria, quindi con l'intento di non occupare posti di terapia intensive per attività chirurgiche programmatiche, chiaramente non le emergenze urgenze, quindi l'incidente, l'ictus, l'infarto, eccetera, per capirci. E di ridurre l'attività programmata non urgente chirurgica in ambito internistico, quindi anche tutte quelle operazioni chirurgiche internistiche che possono essere programmate, e quindi lo facciamo sia per le strutture pubbliche che per le strutture private. In più diciamo che viene, oltre all'attività libero professionale intramoenia, si dispone anche la sospensione, quindi sospendiamo anche l'attività libero professionale, dell'attività specialistica ambulatoriale, delle strutture anche qui sia pubbliche che private, accreditate, ad eccezione delle prestazioni prioritorizzate, ossia U, urgenti, e B, brevi. Abbiamo sicuramente oggi la necessità di essere pronti a quelle che sono le richieste e i numeri che arrivano con la quarta fase, e non è una questione, come si diceva, di posti letto, quindi trovare posti letto o comunque liberare posti letto. In alcuni casi sì, nei Covid hospital chiaramente stanno cercando di non ricoverare più e di dismettere le persone che possono essere dismesse, però si tratta anche di un'organizzazione interna per recuperare il personale e far sì che il personale, previa formazione se necessario, perché insomma se è necessario formare il personale per le subintensive piuttosto che per altre attività, venga formato e occupato nei reparti Covid.